Tempo giusto. Si aprono le acque. Attendiamo Don Marco, ma tra un secondo cominciamo la messa. Qualche secondo. Minuto. 2. Seggio elettorale. Ah, scusa. È un suo fratello allora. Sì, è suo fratello, no? Ma mi avevi chiesto perché vai? No, perché non è qua. Adesso facevo. Perché ho visto i tuoi e uno lì. Da prenderla. È al seggio. È lì, ok? In arrivo al suo primo binario. Non è campanella tu. Dai, chi vuol il brodo? La gallina viene fuori e smorza il fornello da solo. Beh, quante strofe sei il primo canto? Parti? Stefanos. Zitto. Devo fare la versione una campanella. Andiamo qua. A posto? Arriverà. Bene, buona domenica, benvenuti. E insieme cominciamo la nostra preghiera, l'Eucaristia. Non abbiamo la campanella, sta incesa. E allora ci mettiamo in piedi per cominciare con il canto d'inizio. La prima
la stella del mattino tu sei, la nostra grande nostalgia tu sei, il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d'esserci perduti, tornerà la vita in questo mare, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza nelle nostre mani, tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita, si gonfierà le vele per questo mare, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E ancora una buona domenica a tutti voi, benvenuti in questo momento particolare di preghiera. Sicuramente al centro della nostra preghiera c'è l'Eucaristia, c'è la parola di Dio, ma anche una giornata di particolare ringraziamento e di lode al Signore che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto camminare insieme in questi 5 anni. Per cui una parola di ringraziamento dentro a questa Eucaristia che è ringraziamento. E iniziamo questa preghiera portando la nostra personale vita al Padre, che l'accompagni, la custodisca, la faccia crescere. E riconoscendoci bisognosi della sua pace, della sua misericordia, offriamo a Lui le nostre ferite, le ferite che abbiamo causato magari a qualche fratello, qualche sorella, e chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è vicino a chi lo invoca. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. A chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, sei vita per noi, con la luce
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Mi piacerebbe raccogliere un po' tutto, tanto di questo tempo, ma anche di quello che ci offre la parola di Dio in questa domenica. E fare sintesi è sempre molto bello, ma anche molto rischioso, perché il rischio è quello di dimenticare qualche cosa di importante, di essenziale. Ho scelto, ed è sempre un po' un limite scegliere, ma bisogna farlo, ho scelto delle parole di un personaggio che scrive queste righe alla fine della sua vita. E scrive così: io ho trascorso una vita felicissima e desidero che ciascuno di voi abbia una vita altrettanto felice. Credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici e godere la vita. La felicità non dipende dalla ricchezza, né dal successo, né dalla carriera, né dal cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per poter essere utili e godere la vita pienamente una volta diventati adulti. Lo studio della natura vi mostrerà di quante cose belle e meravigliose Dio ha riempito il mondo per la vostra felicità. Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto che potete. Guardate al lato bello delle cose, non al lato brutto. Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un po' migliore di come lo avete trovato. E quando suonerà la vostra ora, potrete andare felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di aver dato il vostro meglio. Siate preparati così a vivere felici e a morire felici. Mantenete la vostra promessa anche quando non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in tutto questo.
La vita è troppo corta per perdere tempo a litigare. Ben presto ci renderemo conto che essa scorre molto più liscia e serena se noi offriremo un po' l'altra guancia. Questa serenità è solo parte della ricompensa che ci aspetta, perché se siamo dei capi ci renderemo conto che il nostro esempio è seguito dai ragazzi e che se noi facciamo prova di aiuto, disciplina e altruismo, essi ci seguiranno. Per chi conosce questo personaggio e chi conosce questo metodo, è Baden-Powell, alla fine della sua vita, il fondatore dello scautismo. Un generale inglese che scrive queste righe e le scrive ai suoi ragazzi. E ricordando queste parole mi venivano proprio giuste per dire qualche cosa di quello che ho cercato di essere dentro a questo territorio, dentro a queste comunità, dentro i cuori della gente. Cercare di procurare la felicità, tirare fuori il meglio da quello che c'è, preoccuparci di lasciare questo luogo migliore, non perdere tempo a litigare, essere un buon esempio. Se dovessi dire di aver realizzato questa cosa, sarei troppo presuntuoso, non è vero, però ci ho provato e mi ha animato tutto questo clima. Ho voluto bene a tutto quello che ho conosciuto e cerco, non senza qualche momento di difficoltà, a ricordare anche soprattutto i momenti più importanti, più belli. Certamente non sono mancate le tensioni, le fatiche, qualche rifiuto. Ho cercato di mantenere insieme e di distinguere l'unità nella diversità e l'originalità, l'uno e i tanti, la tradizione e la novità. E il nostro territorio ha bisogno, le nostre comunità hanno bisogno di tradizione, di mantenerla, curarla, ma anche di novità, di guardare avanti. Forse qualche strattone l'ho dato e forse è il caso di chiedere anche scusa, ma per andare avanti, consapevole di non aver raggiunto tutti e tutto, ma di non essermi adagiato a guardare un già fatto, ma a camminare insieme con tanti volontari e fedeli che insieme ci hanno aiutato, mi hanno aiutato a costruire qualche cosa di buono. Ma certo non trascurando, spero, nessuno. Sicuramente un occhio di riguardo per i giovani, per i ragazzi e per gli anziani, ma cercando sempre di non trascurare tutto il resto. Oggi vorrei dire grazie per quello che abbiamo realizzato insieme, non da solo, perché un prete esiste, perché c'è una comunità. Grazie per la fiducia e la stima reciproca. Grazie perché io ero talmente presuntuoso nella voglia di generare qualche cosa, ma sono stato io generato in questo tempo, in questi anni, qui in mezzo a voi. E non voglio trascurare la parola di Dio, un piccolo pensiero, perché questa parola è una perla preziosa per noi oggi. Ed è una perla preziosa perché ci parla di tante cose, ma di un aspetto in particolare, la capacità di vincere l'invidia. Non è giusto, dicono questi operai della vigna, perché tutti sono pagati alla stessa maniera. Non è giusto. Ma quel padrone non guarda semplicemente a ciò che è giusto, ma a ciò che è necessario. Come comunità cristiane, come società civile, come uomini e donne che si impegnano nella realtà di questo mondo, noi non guardiamo soltanto a ciò che è giusto, ma a ciò che è necessario. E tutti noi, con i nostri figli, con nostra moglie, con nostro marito, non solo abbiamo agito per giustizia, ma per ciò che era necessario dentro le nostre case. E l'abbiamo scavalcata la dimensione del merito o della giustizia, anche se sono realtà importanti. Non agisco solo per giustizia, ma anche per amore dell'uomo. Questo fa il padrone di questa vigna, che a livello di imprenditore non va bene secondo la nostra logica, ma a livello di dignità dell'uomo ci sta tutto. È una parabola che vuole eliminare almeno un poco la dimensione del merito, mettendo al centro la dimensione della gratuità.
una parabola che vuole sciogliere la spinta al confronto negativo con gli altri. Ci saranno sempre dei vincenti e dei perdenti, non importa. E vuole mettere dentro l'idea di una economia fatta anche di dono, di solidarietà, perché l'anello più piccolo e più debole non si rompa nella grande catena della vita. E magari un giorno non diremo più non è giusto, ma diremo era necessario per il bene dell'altro. Con questo piccolo pensiero e lasciando anche il pensiero a Marco, che con me saluta oggi l'unità pastorale di Borgo Veneto, davvero sentimenti di gratitudine, il desiderio di aver speso del tempo buono con tutti quanti voi, nel desiderio di creare una unità dentro le nostre diversità e di ringraziare il Padre Eterno che ci ha dato la possibilità di conoscerci. Ancora un'altra omelia, direte. Speriamo che sia breve. Faccio un po' fatica in questo momento particolare di saluto nel tentare di assumere 5 anni che ho vissuto con voi. Tanti sono gli episodi, gli avvenimenti, le persone, i volti, le storie che mi tornano alla mente in questo momento. È come se dovessi riavvolgere la pellicola di un film in maniera velocissima, dove i fotogrammi si confondono tra loro, creando emozioni e sensazioni sempre diverse, che mi sorprendono continuamente. Cresce in me il senso di riconoscenza nei vostri confronti, che si esprime in un grazie bello e profondo, di certo non formale o di circostanza, o perché bisogna in questo frangente. Mi piace unire a questo sincero grazie i motivi per poterlo dire, e sono i 5 anni di cammino condiviso. 5 anni fa arrivavo a San Fidenzio proveniente da Polverara, con il desiderio di conoscere le 7 comunità che mi erano state affidate dal Vescovo Antonio e mettermi al loro servizio. Quasi una sfida da condividere con Don Giuliano, Don Davide e poi Don Ernesto, in ultima Don Nicola e Don Bruno. Non è stato sempre facile. Le paure, le incertezze, i dubbi di vario genere erano tanti e legittimi, soprattutto quando si avviano cambiamenti strutturali, direi epocali. Le strutture possono cambiare più velocemente che non il vissuto di ciascuno e le abitudini consolidate di ogni singola comunità, legate alla propria identità storica, alle proprie tradizioni. Ma l'esserci messi insieme, l'aver cercato di mettere assieme la voglia di crescere umanamente e spiritualmente, non ha fatto venir meno la propria identità, né tantomeno cancellato la propria storia. Insieme si possono fare tanti percorsi di crescita, si può imparare a conoscersi e a stimarsi vicendevolmente e aprire nuovi scenari e nuovi orizzonti. Non parlo solo di unità pastorale. Mi vengono in mente anche i giovani che per primi hanno accolto e colto la bellezza della novità, creando nuovi gruppi e nuove amicizie. Qui la memoria mi ricorda i campi scuola di questi anni, il cammino di iniziazione cristiana non solo con i ragazzi, ma anche con i loro genitori. Penso sia stato bello e arricchente preparare i vari cammini e i singoli incontri di volta in volta, con i catechisti, gli animatori, gli accompagnatori dei genitori. Mi viene da sorridere, perché nel prepararli mi sono ovviamente anche divertito, se no che bello è. Qui volti, storie e situazioni formano come un grande puzzle nel mio cuore. Penso ai tanti incontri di vario tipo che ho avuto in questi anni, magari davanti a un piatto di pasta asciutta o un bicchiere di birra o di vino. Ancora storie, persone, vicende che si intrecciano con il mio vissuto di uomo, di cristiano, di prete, alla ricerca del Signore, che ha parlato e mi parla attraverso la vostra vita, le vostre vicende personali, a volte tanto simili alle mie,
Tutto beo? Anche no. Il sta il buon e anche il tristo, come si dice. Ma è il bello della vita, quello che ti fa crescere e trovare vie nuove nella soluzione dei problemi e dei conflitti. Ci sono riuscito? A volte sì, a volte no. Ho cercato di impegnarmi con e per quello che sono, con le mie capacità e i miei limiti, che si vedono e che conoscete. Mi affido in questo alla vostra clemenza. Mi è piaciuto ascoltare gli anziani e i malati nelle visite a casa. Mi hanno insegnato a portare pazienza, ad andare avanti con fiducia e speranza, confidando nel Signore, che nel Vangelo di oggi si presenta come un padrone buono, che non fa i propri interessi o quelli della propria azienda, la vigna, ma è attento alle necessità dei suoi lavoratori, in modo particolare agli ultimi. Il denaro che tutti indistintamente ricevono è il suo amore per l'uomo e quindi anche per noi qui oggi. Un amore misericordioso che salva dall'invidia, dalla gelosia, dona e rigenera vita. A Don Sandro e a Don Christian che arrivano vi chiedo di voler loro bene quanto ne avete voluto a me, magari anche un po' di più. Un abbraccio a tutti voi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa che dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, Fratelli e sorelle, per il battesimo siamo tutti chiamati ad essere discepoli di Gesù Cristo e non hanno senso le discussioni su chi tra i discepoli abbia più meriti. Ciò che veramente conta è la fede che agisce qui e ora. Preghiamo insieme e diciamo: aumenta, o Padre, la nostra fede. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Perché tutti i battezzati si sentano amati e prescelti per una missione da svolgere nella Chiesa, impegnandosi a riconoscere il progetto che il Signore ha per ciascuno di loro. Preghiamo. Ascolta, aumenta, o Padre, la nostra fede. Per le nostre parrocchie dell'unità pastorale di Borgo Veneto, che si preparano ad accogliere i nuovi sacerdoti, perché siano casa accogliente per tutti, uniti dalla fede nell'unico Signore e sostenuti dalla comunione fraterna. Preghiamo. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Perché ci siano ancora tanti giovani che accolgano la chiamata di dedicare al Signore e alla sua Chiesa la propria vita e le proprie energie con generosità. Preghiamo. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Perché nelle nostre comunità non ci sia indifferenza o pigrizia, ma vengano valorizzati i carismi di ciascuno per il bene comune. Preghiamo. Aumenta, o Padre, la nostra fede.
per Don Marco e Don Giuliano. Grazie, Signore, perché li hai fatti arrivare a noi. Hanno saputo vivere in mezzo a noi come preti, non di passaggio. Ma grazie a loro è iniziato un cammino nuovo. Noi tutti siamo testimoni di un pezzo di storia che sa di futuro e che ci aiuta ad essere migliori. In tanti, oggi siamo tristi, ma grati a te, oh Dio, per averci rifatti incontrare. Marco e Giuliano, anche se non più con noi, Dio vi vuole messaggeri della sua tenerezza e sorriso della sua misericordia, con quanti vi incontreranno nella vita. Ve lo auguriamo di cuore e per questo noi oggi preghiamo. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Signore, hai chiamato Don Giuliano per servirti quando ancora, come commerciante, si occupava di tori. Ti ha seguito e si è preso cura delle pecore del tuo gregge. Ora lo chiami a cose più difficili e lui, che sa come si prende il toro per le corna o tagliare la testa al toro, ed è abile con le pecore da te affidate, ora avrà a che fare con qualche gatto, o meglio gatte. Sì, perché immaginiamo che con il nuovo incarico troverà qualche gatta da pelare. Don Giuliano, noi ti vogliamo bene e ti affidiamo a Dio. Dio, tu sai già cosa fare con lui, ma se di tanto in tanto ti capita, tienilo un pochino come pupilla dei tuoi occhi, così che possa avere il tuo sguardo sugli uomini. Se qualche volta hai un po' di tempo, appoggia il tuo cuore sul suo, così che possa gioire al ritmo dei tuoi palpiti vitali. E quando ti sembrerà stanco o affaticato o deluso, tienilo con tenerezza sul palmo delle tue generose mani e non lo abbandonare mai, mai. Anche per questo tutti noi oggi ti preghiamo. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Ascolta, Padre, le nostre preghiere e ascolta le preghiere che rimangono dentro i nostri cuori. Tutto esaudisci come sai fare tu, per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli, sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro.
Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti, ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E in ogni luogo dove noi ci troveremo, anche lontani, noi pregando questa preghiera del Padre nostro, ci sentiremo sempre in comunione perché fratelli e figli dello stesso Padre. Che questo Padre ci aiuti a camminare ancora nel bene, nell'unità, mantenendo le nostre originalità. Che ci aiuti a crescere in comunità civili, religiose, capaci di sintonia, di armonia. Che ci aiuti il Padre a sentire e a capire ciò che è non solo giusto, ma necessario per il bene di ogni uomo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. E beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato. Per la comunione 2 sacerdoti saranno sulle tribune, uno sarà qui al centro e qui a destra per la comunione per i celiaci. Che
cuore sciogli con ogni sua paura. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Maranatha, 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 abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Abbracciami. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te. Quella che vedi è la strada che Lui traccerà. Quello che senti è l'amore che mai finirà. E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere.
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che aveva su te. Per molti di noi oggi è complicato essere qui a salutarvi. Sono stati 5 anni molto densi, che faticosamente possono essere condensati in poche righe. Siamo partiti come ingranaggi sparpagliati sul tavolo dell'orologiaio, pezzi fondamentali di qualcosa che voi finora avete potuto solamente iniziare a costruire. Il vostro lavoro non è stato facile. Siamo comunità complesse, ognuna con una storia diversa e gelosa della propria individualità. All'improvviso abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di vedere il prete, da presenza fissa in ogni parrocchia a presenza molto più eterea, che però noi, la comunità,
abbiamo cercato di mantenere concreta in tutte le nostre località. Credo che abbiate voluto insegnarci questo, l'importanza di una comunità che si fa chiesa, l'importanza di staccare il nostro sguardo da terra e cominciare a vedere oltre la nostra piccola zona di comfort, oltre il nostro campanile. Sicuramente non è semplice, molti ci sono già riusciti, molti ci stanno provando con fatica, ma con la consapevolezza che questo aprirà loro nuovi orizzonti e li renderà più coesi e forse migliori. Molti non hanno voglia o non riescono a farlo, perdendo probabilmente una bella occasione per accendere nel loro cuore la scintilla della relazione. In questi anni abbiamo imparato a conoscervi, a conoscere l'irruenza e il desiderio di comunione di Don Giuliano, la pacatezza e le incursioni colte di Don Marco, l'allegria contagiosa di entrambi. Avete, io penso, lottato con forza per le nostre parrocchie e per la nostra unità pastorale, con la consapevolezza che il volano difficilmente gira se non è accompagnato dal movimento dei piccoli ingranaggi, tanto piccoli quanto fondamentali. E adesso ve ne andate. D'altra parte è il destino di voi preti. Siete dei vagabondi, vi spostate per tutta la vita cercando di portare la meraviglia negli occhi di tutte le comunità che incontrate nel vostro cammino. A noi rimangono i bei momenti vissuti assieme, cristallizzati nelle nostre menti, che difficilmente sbiadiranno nelle pieghe del tempo. Speriamo di essere riusciti almeno un po' a trasmettervi la sensazione di gioia che si prova quando qualcuno che amiamo ci stringe forte a sé. Da parte mia, di tutto il Consiglio Pastorale Unitario e di tutte le nostre comunità, un grosso in bocca al lupo. Gentilissimi Don Giuliano e Don Marco, oggi i bambini, le famiglie, il personale e il comitato di gestione della scuola d'infanzia parrocchiale si stringono con un caloroso abbraccio attorno a voi per salutarvi, per ringraziarvi e per augurarvi buona fortuna. Salutarvi per non dire addio, ma un arrivederci, perché speriamo di poter restare fra i vostri numerosi ricordi. Ringraziarvi per averci lasciato in eredità lo spirito critico per affrontare i problemi e quindi risolverli. Augurarvi buona fortuna per il vostro nuovo percorso, affinché possa essere fruttuoso e roseo come l'animo candido dei fanciulli che oggi vi salutano. Purtroppo la recente pandemia ha reso questo momento freddo, fatto per lo più di contatti via web o via telefono, mettendoci nella condizione di aver paura di radunare i bambini assieme per evitare i contagi. Ma contiamo, oltre che sulla vostra sensibilità, sull'essenzialità e l'unicità di questi strani, brevi e particolari momenti di saluto. Vi aspetteremo sempre per un saluto, un consiglio, uno scambio, ma anche per rivedere quelli che ora sono bambini, un giorno dei giovani adulti. A presto. Carissimi Don Giuliano e Don Marco, non riesco a parlare senza rivolgermi a chi devo rivolgere appunto un saluto. Ecco, la vita è un dono che Dio ci fa ed è come un viaggio meraviglioso. Voi siete stati con noi 5 anni, quindi una tappa alla quale siete venuti con un bagaglio che vi siete portati dal precedente pezzetto di viaggio della vostra vita e dalla quale partite con un nuovo bagaglio. Don Giuliano in particolare ama viaggiare, già stamattina l'avete visto tutti con la mascherina di Santiago di Compostela, quindi il cammino per eccellenza, quindi sappiamo che è un buon camminatore, e anche Don Marco è un camminatore come lui. Questo viaggio però è stato, come hanno entrambi ricordato,
non è stato soltanto pieno di soddisfazioni e di bei momenti, ma anche di strattoni, è stato usato come termine, e di difficoltà, ma come ci diceva, ogni capo, sia di una comunità religiosa che di una comunità civile, incontra momenti più semplici e momenti meno semplici, ma quello che conta è provarci di raggiungere alla comunità di cui si è alla guida. E quindi, come ci insegnate meglio voi, c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Io in particolare torno a casa con l'abbraccio di Don Marco e con quell'augurio che ci ha letto Don Giuliano di siate felici e siate sereni nel vostro cammino, nella vostra vita. Grazie per queste parole, per questo augurio. Buon cammino e a presto. Grazie Don Giuliano, grazie Don Marco, grazie. Ecco, scanca, basta così. Facciamo così, dai, teniamo in mano così siamo più realisti. Allora, io mi ero scritto qualcosa per la giornata di oggi, però ogni volta che la rileggevo non era quello che effettivamente volevo dire. Perché 5 anni di comunità religiosa, civile, che si possano concludere così in un 2020 che noi tutti conosciamo, insomma, può essere anche no, dicono da me. Però oggi non poteva esserci una cornice migliore, i nostri giovani, un'assemblea molto partecipata, per darvi un saluto comunque importante che la comunità di Borgo Veneto vuole farvi. Avrei tantissime cose da dire, anche come padre di famiglia, però ricordo le prime settimane che siete arrivati, ricordo un battesimo dove Don Giuliano interrogava quel povero padre che andava ad accendere il cero con la candela. E dentro di me, prima o dopo mi tocca anche a me, invece mi è sempre andata bene, però aveva anche la capacità di far riuscire bene in quell'occasione che il padre ne uscisse appunto con un qualcosa di acquisito e anche con passatemi anche una bella figura di fronte all'assemblea del momento. Io non ho altro da dirvi se non che il rappresentante della comunità civile di Borgo Veneto posso esprimere solamente un senso di forte gratitudine nei vostri confronti e come hanno scritto i nostri ragazzi ai piedi delle tribune, Don Marco e Don Giuliano, vi ringraziamo e ci rivedremo presto. Grazie. Abbiamo avuto solo 2 prediche, non c'è 2 senza 3. No, scherzo. Però vorrei dirvi anch'io il mio personale grazie di questo anno vissuto insieme e buona continuazione della strada, grazie di tutto quello che abbiamo potuto condividere insieme, che ho iniziato a capire qualche cosa di Borgo Veneto, di queste 7 comunità, anche grazie a voi, e quindi vi sono riconoscente. E 2 semplici avvisi, perché è il momento anche degli avvisi. Vi ricordo la festa al Tresto, martedì sera alle 18:30 siamo invitati a un momento di preghiera e di affidamento a Maria e anche la veglia di preghiera che faremo giovedì sera alle 9 qui in chiesa a Saletto per affidare al Signore le nostre comunità e pregheremo anche per i nuovi sacerdoti, Don Sandro e Don Cristian, che arriveranno, e anche per il vostro ministero che dovrà continuare con la benedizione del Signore. Al termine della messa ci sarà, siamo tutti invitati, un momento di rinfresco lì all'ombra del campanile quasi, e lì abbiamo preparato anche 2 piccoli omaggi da parte della comunità che vogliamo lasciarvi in modo che non vi dimentichiate troppo presto di noi. Va bene.
portate pazienza, scusate se uso un altro minuto per dire grazie a tutti voi qui presenti e anche alle persone che ci stanno seguendo da casa. Grazie a tutti i volontari delle parrocchie, a tutte quelle signore che nel nascondimento hanno usato e usano il tempo per la pulizia dei nostri luoghi parrocchiali, alla società sportiva che ci ha dato la possibilità di calpestare questo prezioso campo da calcio. Grazie ai catechisti, agli educatori, ai gruppi Sagra, ai gruppi di gestione dei patronati, ai gruppi che si dedicano alla carità, alle missioni, alla formazione, ai ministri della comunione, ai ministranti, ai chierichetti, ai lettori, ai cori, ai coretti, alle tante persone che si dedicano silenziosamente e in punta di piedi al bene della parrocchia, nel nascondimento, nei piccoli lavori e nella preghiera. E qui voglio ricordare gli anziani che non possono muoversi da casa, che stanno pregando per noi e per la comunità. Grazie anche ai gruppi di comunione, il Consiglio Pastorale Unitario, un gruppo importantissimo per la nostra unità pastorale, ai consigli economici delle nostre parrocchie. Grazie alla condivisione della vita di quest'ultimo anno con Don Nicola e a Don Bruno. Grazie a chi oggi si sta spendendo per la buona riuscita di questa giornata, chi ha lavorato ieri, oggi, magari anche domani, per l'audio, il video, per l'animazione della liturgia. Grazie. Grazie alle amministrazioni comunali per la fattiva e operosa collaborazione in tante attività condivise assieme. Grazie alle forze dell'ordine, grazie alla protezione civile. Insieme con Don Marco abbiamo apprezzato molto il vostro omaggio che abbiamo ricevuto nelle settimane scorse. Grazie. Grazie alla collaborazione con le Proloco, ai gruppi storici sbandieratori, grazie alle diverse associazioni presenti nel territorio che ci hanno aiutato e sostenuto con i loro volontari, ma anche con le loro risorse economiche per il bene di tutti. La situazione probabilmente in questo momento mi fa scappare qualche ringraziamento, ma vorrei che tutti si sentissero ringraziati dentro di loro. Grazie per i tanti segni di gratitudine che ci stanno arrivando, ci sono arrivati in questi giorni. Sono davvero commoventi, ma ci fanno bene. Credo che in tutto questo ci sia davvero il Signore, a Lui il grazie più grande, che ha seminato silenziosamente nella vita di tutti noi e continuerà a farlo. Mi piace pensare che assieme a Don Marco possano essere state passate alcune prospettive belle, buone, di vita, di fede, di Vangelo, ma anche di accoglienza, sì, di accoglienza. Dice Levinas, la Chiesa o è accogliente o non è. Accogliere un bambino è accogliere Dio. Il volto di Dio inizia dal volto dell'altro. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora invoco su tutti voi, sui nostri giovani in particolare, su tutte le persone che ne sentono maggiormente la necessità, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E una felice domenica a tutti voi. E una buona vita. E cantiamo. Cantiamo? Sì. Che bene. Sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.
lasciato in noi la vita del tuo spirito che amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. I popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. Povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. I popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. Che belli. Stefano? Stefano? Adesso vai. Io mi cambio. Ti fa come che te vuoi.